Tu lo puoi spargere di caltoc di lì da facere? Sì, dopo vive taponare un'altra tre e che stava pressato. De troppi formi smettevi tu ne pasore che altre? Due formi, so di che presse schi. Troppo tempo stavi a pressare? Allora, le prime volte resta pressato circa un quarto d'ora, neanche. Poi dopo veniva tirato via le tele, no? E girare e tornare a pressarlo fino alle sere. Le sere llevavi le tele, no? E mettevi il numero ai soci. Quindi ogni socio aveva il suo numero? Ogni socio aveva Al massimo aveva avuto 107 soci, no? Sì. Ecco. E dopo che avere il mese. Quindi anche lì era scritto semigrasso e dopo l'è morsano, no? Di qualche banda sì. Che è morsano, semigrasso ce lo levi a desi, cioè il cross tipo. Hai messo un cano? Chi sono i mesi? Infatti vedete che è giugno. In negativo, allora tu gli chiappavi, se tu mettevi, tu gli avevi il tele. E poi ci mettevi dritto così. E dopo che tu avevi troppo tempo io lo sapevo tu per chiappare il timbro. Da sera alle mattine restavi qui? Sì. Allora, da sera alle mattine restavi qui? Di mattina trovavi le passere, il taglio e venivi tu da Salamoia. Ho capito. Allora, avevi fatto un passo in da prima di partire il formato in Salamoia, hai arrivato alle innovazioni a un certo punto, e anziché come avevi fatto di tacche vasche là, fa tutta a mano, è arrivato il motore. Allora, con che le cagliate erano pronte, arrivava, ecco potete smetterlo, arrivava il motorino. Quando avevi comprato il motorino lì? Ti vedi tu là? Circa dal 52. Dal 52. Allora, per rompere le cagliate, che si faceva? Allora, prima adottavi il chi, no? Per tagliare le cagliate fine, in maniera da robe giuste. Quindi facevi vedere che tu lo attaccavi, desi una mano attaccata, ecco. Quindi veniva attaccata lì e lì col motore elettrico dopo il girava. No, giravi, dai sentiti portate il fuoco caricato. Sì, chiaramente, stesse tecniche. Ti davi le sottoture, no? Ma prima di fare questo, no? Con che stai al mondo tiravi via che chi e mettevi su che l'altro. Ecco, quindi sì, allora anche veniva incambiato e do impresso. Mettevi su che chi. Quindi calchiare era prima di Calfin? Prima Calchi e dopo Calchi? Prima Calfin. Prima Calfin? Ah, dopo che l'era tagliato? Dopo tagliato, no, Calchi era un sedave, intanto si piava il fuoco, li portavo le temperature giuste secondo il taglione e dopo, quando era arrivata a queste chiappavi, fermavi il motore e si tornava a tirare via? Tiravi via anche il motore? Tiravi via sì. Qui per un attimo se si muove ciò e poi dopo chiappavi una pelle qui e una femmina che parla qui da bene e io così tiravo su. Ottimo, allora tornava tutto il processo di prima. Qui capavi e lo passavi in capo. Allora, comunque vi veduto che si faceva il formato sia in forma tradizionale sia con l'aiuto dal motorino, di dove lo partavano, come avevano il formato che restava una giornata, un ignoto era lì, aveva quei timbros, quindi aveva il nome e aveva il numero dal socio, aveva le date di produzione, aveva l'indicazione se era semigrasso o no, e aveva l'indicazione dalla taria di Morsano, la scritto Morsano di strada. Allora come tu lo chiappavi, troppi formi si prendi tu, troppi formi si facevi. Secondo sta
stagione, no? Per esempio da strada, il mese di maio era il culmine, per esempio il 10, 12 formis, anche 13, no? Dove ha di manco, perché mangiavi a secco. E quindi facevi mancullato. Sì, dopo i mesi pulitiali portavi il mancullato, perché le bestie si lavoravano, i levati, e di conseguenza il lato calava e arrivavi a fare gli stessi un siete formis normalmente. Ma dopravi su tutti strelle, vaschi, schi oppure di me una? No, io che là si doprava prima, e dopo dal 50 mi passò qui e vi dico che gli anderni qui che tengono 11 suitai. Ok, allora che chi tiene 11, che qua tiene tros? Perché là in cima. E quindi voi sono sempre doprate che di 5 o che di 11? Che di 11 vi doprate qui? Sì, Ah, sempre che qui. Grazie che il commentario per stialdare le aghe per netà dopo. Ok, allora come noi chiappiamo le forme di qui? Che la Salamonia. E allora qui erano le sale, erano le sale che chi era aghe e zezze là dentro, aghe? Aghe e sal. Aghe e sal, sal di marina, sal normale. Sì. Qui stava 24 ore. E al coventave per buttare fuori le impurità, per osmosi, no? A domani. Stava 24 A ore. domani lo buttavi qui sul bancai e Ecco, qui era in bancai e veniva insalato. e buttavi che da giornate dopo Ah, lo mettevi qui. Che era insalato che veniva buttato su quei banconi, che come sono occupati di robe, trostavano sui banconi in giornata e salate. No, perché allora di media stava in 20. Dice volte in dis. Sì, E veniva fuori un latteria morbido. sì, era il montaggio. Montasio. Montaggio normale, no? Che dopo di chi al veniva mi tu. Si dava una lavata alle formis, no? Che poi me le lavavi, e veniva portato in magazzino. E che una volta era il magazzino che in banda che aveva che strutture. Era là di là, no? E restava invecchiato. Sì, che lì saresti il bancai che avevi là di là. Allora ecco, per quel che riguarda i bancai, una volta il bancal non era qui perché era l'ingresso, però lo viene ricostruito per far vedere Simon Calere. Allora guardate se mettevi su che bancai fatto così. Lì veniva girato una volta ogni 2 giorni, no? Una metà, ma dire che un 2 mesi veniva in acciolo. E al massimo, disegno, formate sveviso in magazzino. Vabbè, sono stagioni giuste, bevi plen. Quindi non tu sai, Sì, 2 mesi, no? Hai capito. Mesi passano uno di formis. Hai capito. Quindi erano 7 forme in D, in media. Sì, di media volta. Hai capito. Quindi Era erano. la stagione che si faceva anche 12-13, no? Quindi oltre 300 forme tu potevi svegliare. Sì. Ecco, quindi questa era la struttura e ogni pannello, ogni traf che aveva le forme smettute a studiare. Come produzione veniva fatta di me montaggio o latteria qui. Dove montaggio? Non si faceva ricotte o robe strane, solo era tradizionale proprio il montaggio. Sì. Va bene.